hanno abbastanza esaustivamente spiegato com'è la procedura. Volevo però fare due domande in realtà. Una riguarda il discorso di capannoni. È stato detto prima non era previsto diciamo, l'assorbimento di un capannone già esistente, l'acquisto di un capannone già esistente per aprire una nuova attività, e questo andava in contrasto un po' col consumo di suolo, e sono perfettamente d'accordo. Volevo chiedere su questa questione dei capannoni, adesso non so se voi avete dato anche delle specifiche, se ci sono anche altre specifiche. Nel momento che si acquisisce un capannone dismesso, ci sono anche delle prescrizioni per quanto riguarda l'efficientamento energetico di questo capannone? Cioè, ci sono dei vincoli? Cioè, viene richiesto che questo capannone abbia un recupero in un certo modo. Faccio un esempio: il fotovoltaico sul tetto, questo tipo di recupero per renderlo più sostenibile rispetto a come era prima. Essendo un capannone dismesso, non ex novo, uno ex novo lo fa come vuole, probabilmente con tecniche anche molto più moderne e molto più. Si trova un capannone che ha qualche anno, ecco. Volevo chiedere se ci sono prescrizioni perché questo capannone comunque debba essere reso portato ad essere più sostenibile. Ecco, questa era la prima domanda. La seconda riguardava la semplificazione, che giustamente ci vogliono dei tempi certi. L'importante però è che non ci sia anche la questione che qualcuno, diciamo tra parentesi, faccia il furbo, e cioè nel senso che si cerchino dei tempi certi per andare a comprare o comunque a costruire laddove invece devono esserci dei problemi dal lato urbanistico. Siccome ha parlato anche di semplificazione urbanistica, tante volte dei tempi sono lunghi proprio perché ci sono delle valutazioni ambientali, ci sono delle valutazioni di un certo tipo. Ecco, adesso io non so se c'è una specie di codice etico all'interno di questa procedura, dove chi compra lo fa sapendo che comunque si va a toccare diciamo un terreno, o comunque un immobile, si fanno delle costruzioni in una maniera, in un certo modo, ma non debba essere la scorciatoia che prima magari non aveva e adesso magari può avere, per eludere certe normative ambientali. Ecco, non so se mi sono spiegata, e ringrazio della risposta che verrà data. Grazie. Grazie consigliera Wiesmann. Qualcun altro ha piacere di intervenire? Il consigliere De Rossi, e poi chiedo se magari qualcun altro volesse prenotarsi, così andiamo in chiusura di commissione. Ovviamente rispondiamo alle domande e facciamo degli interventi ulteriori, però consigliere De Rossi, prego. La ringrazio Presidente. È la seconda volta che ci troviamo a parlare di ZLS. Avevamo sollecitato e per questo ringrazio queste occasioni. Ovviamente sono momenti particolari dove effettivamente parlarne aiuta, visto anche l'era che stiamo vivendo in questo momento, no? E dove lo sviluppo economico credo che sia una leva importante. Due domande volevo farvi. Al netto dei paletti ovviamente normativi di chi effettivamente può investire su queste zone, chiedevo se Confindustria, oltre che ad aiutare a accompagnare queste realtà, fa anche una sorta di analisi e promozione da parte di, per capire effettivamente il vostro ruolo nelle relazioni nazionali e internazionali, come vi ponete, ecco, e capire effettivamente da voi quali sono le aziende che effettivamente vogliono, di che settore, con che modalità, per capire effettivamente chi sono i potenziali investitori e quali sono le politiche di Confindustria in termini di attrattività. Grazie. Grazie consigliere. Prendiamo un'altra domanda del consigliere Bettin. Prego, a lei la parola.
che è Grazie. collegato da remoto. Sì, grazie. Premesso che la ZLS è uno strumento molto importante, può diventarlo ancora di più, specialmente nella contingenza attuale, come ricordava adesso De Rossi, e può quindi rappresentare un elemento ulteriore rispetto ad altri che sono in campo per rilanciare nel nostro territorio, in particolare Porto Marghera, ma anche Murano, e in generale per favorire il rilancio dell'economia e dell'attività produttiva, in modo particolare sottolineo nel nostro paese. E premesso anche che è un peccato che non sia stato recepito dal governo l'emendamento che l'assessore regionale Marcato aveva proposto per potenziare gli strumenti di intervento economico qualche mese fa, e quindi perdura un certo divario tra la nostra ZLS, tra la finanziabilità, diciamo, della nostra ZLS e quella di altre parti d'Italia. Ciò premesso e ribadito appunto l'utilità dello strumento, vorrei solo chiedere se possiamo avere un'idea del tipo di progetti che sono finora arrivati, richiedendo di essere sostenuti nel nostro territorio, per capire ovviamente non chi, cioè i nomi, diciamo, ma la natura dei progetti che sono stati finora presentati per ricevere il sostegno che questo strumento rende possibile. Se non ho perso qualcosa, perché per pochi minuti prima mi ero scollegato, ma se non è stato già detto, vorrei chiedere se è possibile capire che tipo di interventi finora sono arrivati, si sono proposti come progetti. Grazie. Grazie consigliere Bettin. Allora c'è qualcun altro che vuole intervenire? Se no io direi di chiudere gli interventi e le domande e di dare parola ai nostri ospiti per le risposte, poi al vice sindaco, al nostro dirigente Wellington, se ha piacere di intervenire, però non credo siano state fatte delle domande tecniche. Ok, allora nessun'altra domanda, do la parola. Scusate, sì? Dopo le risposte De Rossi vuole intervenire, va bene? E quindi però solo De Rossi, perché sennò la storia è infinita. Solo per lei, consigliere. No, Martini, la dipende prego. dipende Ma anche no, cosa... vuole intervenire anche lei? No, dipende No, no, anche no. dipende anche Non da cosa facciamo- dirà De Rossi. Mi scusi, ma perché deve intervenire dopo le risposte? Ma chi è? Ma se vuole intervenire anche lei, do la parola anche a lei. Ma ci sono delle regole, ma perché deve intervenire dopo le risposte? Ma Pronto? allora, siamo È in divertente, commissione, le dopo. regole non sono così rigide. Poi sapete Sì, ma che ho io capito, sono ma- molto, ma- molto cioè, democratica. Io capisco An- che deve dare la benedizione a tutti, Eh. deve ringraziare tutti e ringraziare a tutti, ma insomma... Ma insomma, ringraziamo a prescindere tutti. No, C'è un po' Presidente, di- Presidente, stiamo scusi. pudore, ecco, c'è un po' di pudore che Stiamo dovrebbe facendo gli essere interessi delle rispettato. Presidente. aziende che si insediano, che sono già insediate da tempo nel nostro territorio, quindi direi che Presidente, scusi, allora, solo- se vuole solo un intervenire anche lei secondo. dopo, liberissima. Solo un secondo. Bettin, prego. Solo un secondo, no, siccome lei ha detto che l'ultimo a parlare sarebbe, e poi non importa, e poi sono chiusi gli interventi. A me sta bene se uno chiude tranquillamente, non c'è problema, ma dipende anche da cosa dice. Quindi De Rossi può benedire tutti e io sono d'accordo, però potrebbe anche dire qualcosa che suscita il nostro interesse a partecipare a un confronto con lui. Quindi va benissimo se l'ultimo intervento... Assolutamente. Presidente, Allora- non credo abbiate la sfera di cristallo. No, ma la sfera di cristallo... Allora- Posto semplicemente delle Allora, richieste. no, ma la sfera scusate, di taglio la cristallo, testa al toro. scusi, Immagino lo fate che in il maniera consigliere sintetica, voglia, Presidente. voglia magari eventualmente fare delle precisazioni dopo le risposte che gli sono state date, ma come ne ha facoltà il consigliere De Rossi, ne avete facoltà tutti. Perfetto. L'ultimo a chiudere sarà il vice sindaco Tomaello e, Perfetto. su questo non ci piove. Anzi, Perfetto. l'ultima sarò io. Quindi, come presidente, dai, Perfetto. a parte gli scherzi, parola ai nostri ospiti per le risposte che insomma sono molto impegnati e entro un quarto d'ora